E allora, visto che avevamo conosciuto tutti una quindicina di giorni fa, il presidente lo conosciamo già, però insomma tocca a te, Mimmo, oggi dare un saluto ai nostri telespettatori. Diciamo che è stata una presentazione, da quello che ho sentito, che andava sulla linea che avevi già toccato e avevi già dato un'identificazione a questa squadra. Squadra giovane, molto giovane, ma soprattutto grande spessore per il settore giovanile. Sicuramente sì, anche perché la società ha investito soprattutto sul settore giovanile, come sapete, con la presenza di Alberto Bellè, che è un esperto di calcio, ha 20 anni di professionismo, e quindi noi sicuramente lavoriamo per i giovani. Questa è la prima squadra che si è unita questa sera anche alla presentazione della Juniores, la quale non era follina da tantissimi anni. Tengo a ricordare che la Follinese è nata nel 68, la prima volta che abbiamo fatto la Juniores è stata nel 69, dopodiché è sparita, e adesso quest'anno vantiamo la presenza di tutte le squadre, da tutte le 7 squadre, dai primi calci alla prima squadra. Questo per noi è un motivo di orgoglio, dovremmo raggiungere le 150 iscrizioni e questo mi fa soddisfazione a me e a tutto il mio consiglio. Sicuramente, lo aveva accennato anche il direttore sportivo, proprio ponendo l'attenzione su questo che hai appena detto. Sarà una stagione particolare perché dovete, insomma, magari non partirete con i favori del pronostico, perché starete lì a guardare cosa succede, però avete questo input di tornare in seconda. Sicuramente vogliamo tornare in seconda, però ho detto ai miei collaboratori, quest'anno miriamo alla Coppa Disciplina. La Coppa Disciplina sia nel settore giovanile ma soprattutto anche nella prima squadra, perché la prima squadra viene guardata dai nostri ragazzi e quindi è un momento di esempio, è stata data una direttiva che va seguita. Quindi faremo bene sicuramente, non so se saremo competitivi al massimo da vincere il campionato, però avremo un'annata sicuramente che ci darà soddisfazione. E avete ancora alle spalle l'amministrazione comunale, il comitato Forró qui ormai per gli Spiedo sono eccezionali e per tutto il resto, quindi mi pare che la base non manchi. No, questo ci fa veramente piacere, l'amministrazione comunale sembra a noi vicina, adesso stiamo lavorando anche un po' per la logistica, metteremo i bagni nuovi al campo, che era una cosa che io desideravo e che l'avevo detto anche, era necessario, l'avevo detto anche durante il 7° Memoriale Michelutto. Abbiamo uno sponsor che ce l'ha omaggiati e quindi per noi è una cosa veramente importante, una crescita sia nella logistica sia come uomini, nell'organizzazione, in tutto. Mimmo, buona stagione. Grazie e buona serata e forza Follinese.